È il momento di passare a un film che, vedete come sono poi le storie del cinema, dove tutto si collega. È un film iraniano, è un film molto importante perché incarna molto dello spirito di quest'anno. E abbiamo scelto di mostrare molti film che non toccano direttamente i problemi, ma ce li fanno comprendere con prospettive laterali. West Toxicated è uno di questi film. Riderete, sognerete, penserete alla libertà del popolo iraniano. So now it's time for the film. It's a film about Iran, and it really represents our this year's guest, meaning that we do not show directly situations and problems, but we try to do it with a different approach. You will laugh in this film. È il momento di accogliere con un grande applauso per questa anteprima europea. Ci ha raggiunto dal Canada Gilda Pourjabar. Hi. Hi. Hi, everyone. Yes, it's very nice to be here. I'm very honored to share the film with you and to be able to come to this festival. I would like to thank... yeah. Il festival, come vedete, ha raggiunto un livello tale per cui ci sono anche degli youtuber che entrano all'improvviso. The festival is so famous that we have YouTubers now. And I hope, and I would like to thank you. I know it's a Sunday evening, so I'm very grateful to all of you to be here and to the festival. Buonasera a tutti, innanzitutto per me è un piacere e un onore essere qui per condividere, portare qui il mio film, e soprattutto grazie per essere qui di domenica sera e un grazie speciale al festival per avermi invitata. La prima domanda che ti faccio, Gilda, è riguardo alla situazione attuale dell'Iran, che osservi. Ovviamente tu vivi in Canada. Se vuoi dirci un tuo pensiero riguardo al tuo paese di origine in questo momento così doloroso. So the first question is about the situation in Iran. You live in Canada, but what's your perspective on your homeland situation, current situation? I know that it's so complicated and so complex that it's hard to just summarize it in one or two sentences. Just, I always think about 47 years ago, the generation of our parents came to the streets to a big pocket of Iranian society, didn't want the monarchy. And now 47 years later, Gen Zers and a lot of generation of maybe even, well, our parents' generation is a bit faded away, are asking for the monarchy to come back. And I'm like, I'm not pro-monarchist, but I'm like, what happened? It's just the pendulum of the changes goes so fast that just as a human being, I don't think we can process all of that. Because in summer, it was war. Then it was the uprising. They killed 40,000 people. Then it's second war. And it's just, I sometimes think it's just above a human capacity to just sit through all of that and can stay here and say that how I feel, because it's very complex. È molto difficile, è una domanda complicata, è molto difficile poterla riassumere in poche parole. 47 anni fa la generazione dei miei genitori era scesa in piazza perché la società non voleva la monarchia, e ora 47 anni dopo la generazione Z invece scende in piazza per richiedere il ritorno della monarchia. Io non sono pro monarchia, appunto, ma è quello che sta succedendo. Quindi vediamo come il pendolo del cambiamento si sposta molto molto velocemente, e credo che noi come umani non riusciamo veramente a comprendere e processare questi cambiamenti così veloci. Quest'estate c'è stata la guerra, poi ci sono state le proteste in cui sono morti circa 4.000 persone, e 40.000, scusate, e poi c'è stata una seconda guerra, e quindi appunto non credo che riusciamo veramente a comprendere tutti questi cambiamenti.
I would like to add a parenthesis because also the internet is shut down. There is no statistical, nobody asks people what you want. Also, we are bombarded with the media that most of them, I don't know what's their objective. So when I say that Gen Zers and other population are asking for monarchy, I can't even say that. I don't know what percentage. There are so many different voices, so I just wanted to correct myself. Voglio fare solo una piccola parentesi, al momento internet non funziona e quindi nessuno neanche chiede alle persone cosa volete. C'è una sorta di bombardamento mediatico, non so bene quale sia l'obiettivo, quindi quando mi riferivo alla generazione Z e altri che chiedono appunto la monarchia, in realtà non so di quante persone stiamo parlando, di quale percentuale stiamo parlando. Entriamo nel tuo film, non lo commenteremo alla fine, lo facciamo adesso. Il tuo film racconta molto in realtà dell'Iran, racconta la tua storia personale, hai fatto una scelta particolare di inserire nel film moltissima musica e quindi ti chiedo cosa ha rappresentato per te raccontare questa storia così, di questa musica di contrabbando che rappresenta anche cambiamento. So the film tells a lot about Iran, about your story, and also there's a lot of music. So can you tell us what the story with music, with contraband music also represented for you? Just growing up, there was kind of this moral panic that people that listen to Western music are these devil worshippers, and parents be careful that your kids do not get... it's this virus that might affect your kid, and they might diverge from the straight path. So it also adds to the thrill, because when they always tell you that this is not something that you should listen to, then you would really like to listen to it. And then my first encounter was like I was 10 years old, and I hear this music, forbidden music coming out of the windows, and I was like, I'm afraid of it, but I'm also curious about it, because when it's kind of a crime, then it's like, okay, I want to be a criminal, and also it was like I felt like that was I feel like Iranian traditional music for a young person, it's kind of hard to connect to kind of vent out your anger and frustration and all the complex feeling. I thought that rock music had that energy. That was why we gravitated towards it easily. Mentre durante la mia infanzia, durante la mia adolescenza c'era questa sorta di panico morale che se avessimo ascoltato la musica occidentale saremmo diventati degli adoratori del diavolo, dicevano ai nostri genitori attenzione, non fate ascoltarle ai vostri figli, prenderanno, sembrava come un virus, ma ovviamente come tutte le cose proibite questa cosa ci interessava ancora di più, chiaramente. Il mio primo incontro con la musica occidentale è stato verso 10 anni, l'ho sentita dalla mia finestra, questa musica proibita, ed ero allo stesso tempo molto curiosa ma anche un po' spaventata, ma ho pensato, se questo è un crimine allora anch'io voglio essere una criminale. E credo anche che la musica tradizionale iraniana per i giovani sia un po' difficile perché non riescono è una musica che non ti permette veramente di esprimere la frustrazione, la rabbia e tutte le emozioni molto complesse della gioventù, e invece il rock ti dà proprio questa energia, ed era proprio questo che ci interessava a noi. Nel tuo film si parla di arte, noi ce lo siamo scritti qua, è diventato un claim un po' di quest'anno, i documentari possono cambiare il mondo. Dalla tua prospettiva, dentro nel film c'è poster art, c'è grafica, l'arte può aiutarci a inseguire la libertà? So in your film there's a lot of art, poster art, and as we said, our motto has become documentaries can change the world. So from your perspective, can art help us change the world? I think in this film I want to show that despite all the oppression and censorship, whenever I go back to Iran and I see this beautiful gifts of creativity, and the Tehran art scene is very interesting, so it's hard to imagine what will happen to Iran in the future, but I have hope that
the story of Iranian identity and the art will continue despite it all. So for me, it's like when I go to Tehran and I see this new artists and this vibrant art scene, despite all the bad news and all the financial, economical problem, it really gives me hope. Vorrei dimostrare, diciamo, con il mio film che nonostante le censure, nonostante la repressione, ogni volta che vado in Iran vedo che c'è una grande creatività, c'è una scena artistica molto molto interessante. È sicuramente difficile pensare ora al futuro dell'Iran, ma spero che l'identità artistica iraniana continui, che l'arte continui in Iran nonostante tutto, e ogni volta appunto che vado a Teheran vedo sempre questa scena artistica nuova, molto vibrante, molto, molto viva, e nonostante le cattive notizie, la brutta situazione economica e sociale, credo che ci sia ancora della speranza. Gilda, ti facciamo i migliori auguri per te, per il tuo film, e ovviamente il nostro applauso va soprattutto per la libertà del popolo iraniano. Thank you.